Buongiorno, buonasera, per me è sera. Comunque, inizio questo vlog facendovi passare una foto della cena di questa sera. Ho fatto questa pasta che vedete con un vasetto, come condimento ci ho messo un vasetto di crema di carciofi. Praticamente ho rovesciato la crema di carciofi su una pentola, non l'ho scaldata. Quando è stata ora di scolare la pasta, ci ho aggiunto la pasta e lì ho acceso il fuoco giusto per mantecare il tutto. Ci ho aggiunto un po' di olio e la cena era pronta. Adesso mi sto per preparare per farmi la doccetta, però devo pensare quale maschera utilizzare questa sera. Allora, questa qui della Kiehl's, quella la calendula e aloe, l'ho utilizzata per due sere di continuo, di seguito, per cui questa sera vorrei cambiare, per cui o che utilizzo questa dell'Oschia, se no questa volta potrei utilizzare questa qui dell'Evelyn, così potrei farmi sia la maschera che il detergente, e per cui utilizzo questi due per il momento. Li appoggio qui pronti all'uso. Uno è questo qui, è il detergente, e questa è la maschera. Comunque hanno la stessa confezione, devo sempre leggere uno cos'è e l'altro cos'è, perché altrimenti non si capisce. Vi faccio vedere questi due prodotti dell'Evelyn come sono. Comunque questo marchio lo trovate su Sephora. Allora, questo è il detergente, lo vedete un po' granuloso, comunque quando lo si mette sul viso diventa olio e rimangono pochi granelli. Questa invece è la maschera e questa va sciacquata con l'acqua. Poi quando sono bella pulita e non ho nessun residuo del detergente, metto la maschera. Questa qui la mettete sul viso come la vedete qui, soltanto che più o meno dopo 10 minuti questa inizia a seccare, per cui io di solito la tengo il tempo di farmi la doccia, diciamo, poi perché io me la metto e vado sotto la doccia, e prima di lavarmi i capelli me la tolgo, perché ho provato a tenerla tutto finché è secca, però mi secca la pelle e non mi piace l'effetto, per cui questa qui sarebbe una maschera riparatrice in teoria, da quello quando l'ho acquistata sul sito di Sephora ed è definita la maschera riparatrice. Però vi dico che su di me superare i 10 minuti con questa non mi piace, perché diventa secchina la pelle. Mi vedete così pronta, appena fatta la doccina, pronta per andare in nanna. E volevo dirvi anche, ve ne sarete accorti sicuramente, che la settimana scorsa il vlog l'ho diviso in due. Una parte l'ho fatto vedere il mercoledì e una parte il venerdì, perché in totale mi risultava 1 ora e 5 minuti. Allora ho deciso di provare a farlo in due parti, così avete più possibilità di vedere di più minuti se diventa troppo lungo 1 ora. Ho pensato di provare a fare così, poi vedete voi, vi fate un piacere se li guardate. Eccomi qui per dirvi che questa mattina sono andata qui a prendere un po' di frutta e verdura su un negozio nuovo, poi vi spiego un po' meglio poi come giro la telecamera. Mentre di qua, qui vedete scritto Casa Insieme, qui però dove c'è angolo sono andata sulla pasticceria. Praticamente mi sono girata la telecamera, ho voluto provare a una nuova ortofrutta, perché sono di quelle che mettono fuori molte arance e ho deciso di provare ad entrare, però sinceramente non è che mi abbia convinto molto, anche perché intanto le arance Navel mi ha detto che non ci sono. È stata anche gentile, perché mi ha detto che a fine gennaio in teoria le Navel non ci dovrebbero essere più come stagione, e mi ha consigliato un altro tipo di arancia, e per cui ho provato a prenderne 4, poi ve le faccio vedere e vediamo, e le devo anche assaggiare e vediamo se sono buone. Poi nell'altro posto che vi ho fatto vedere è la pasticceria, quella del vlog precedente. Vi avevo fatto vedere 2 pasticcerie
E questa qui sarebbe la seconda in cui sono andata, quella che vi avevo detto che le frittelle erano buone, solamente che questa volta ho preso un trancio di tiramisù e delle bugie ripiene. Poi ve le faccio vedere e così assaggiamo anche quelle se sono buone oppure no. Ed eccomi tornata, ho disteso qui per terra la spesa per farvela vedere. E comunque volevo dirvi di quell'ortofrutticolo, frutta e verdura, non mi ha molto convinto perché intanto di verdura non c'era niente, cioè nel senso che i fondi di carciofo, io sono abituata a prendere i fondi di carciofo già puliti perché mi è una noia pulirli. Avevano le cassette di carciofi e se volevi potevi prenderne anche 2 o 3, però si doveva pulirli, lo so, forse sembrò pigra, però la facilità di acquistare i fondi di carciofi, perché anche quando li prendo dall'altro fruttivendolo, quelli che vi ho fatto vedere nei vlog precedenti, io li trovo buoni e riesco a mangiarli tranquillamente. Poi avevano cassette di fichi d'India, se non sbaglio a dire il nome, e io non li ho presi, non li ho mai assaggiati, non mi ha ispirato neanche di prenderli e di assaggiarli, forse potevo prenderli e assaggiarli, ma non mi ispirava. Poi avevano i finocchi, ma erano enormi. Io, cioè, sì, guardate la mia mano, più o meno erano grossi così. E mi sembravano un po' troppo grossi, visto che, non lo so, io sono abituata a prendere quelli al mercato agricolo, che di solito sono così, e mi dà l'impressione che siano più naturali. Questi grossi così, non so se ci abbiano dato di botta perché diventino grossi. Comunque vi faccio vedere giusto le 3 cose che ho preso in questo ortofrutticolo. Allora, queste sono le 4 arance che mi ha consigliato di prendere come sostituzione alle nave. L'unica cosa che mi ha detto è che dentro sono bionde e non sono rosse come le nave. Poi ho preso questa crema di pistacchio, che sarebbe una crema di pistacchio dolce per fare i dolci, perché avevano sia la crema così dolce che la crema da mettere sulla pasta. E sulla pasta non mi ha molto convinta, ho detto beh intanto dammi questa qui per la crema dolce intanto. E poi, visto che avevano queste lattine di olio, ho preso quest'olio di questo marchio qui, Vero Sapore di Sicilia, e sono 3 litri. 3 litri ci ho dato 30 o 35 euro di 3 litri, adesso non me lo ricordo. Comunque sotto c'è scritta la data di scadenza 10/7, sotto proprio 10/7/2021, per cui ho deciso di intanto la prendo e non sì, insomma la prendo e la utilizzo man mano che finisco, anche perché sto finendo la lattina dell'olio, ancora quella dell'anno scorso preso in Puglia, per cui col prossimo giro di riempimento della bottiglietta sicuramente la finisco, per cui la sostituisco con questa. Ed eccoci qui alla parte dolce della pasticceria. Allora, questo è il tiramisù. Io adesso ho intenzione di tagliarlo o in 3 parti o in 2. Adesso mi concentro e vediamo cosa faccio. Comunque una parte di mangiarlo e una parte di ricongelarlo per la prossima settimana. E questi qui sarebbero le bugie. Allora, sono un po' con la marmellata e un po' con la Nutella, che si vedono qui che sono un po' più scure. Proviamo ad assaggiarne una. Ho preso questa qui con la marmellata. Mm. Mm. Sono, come vedete, sono belle ripiene. Proviamo ad assaggiarle anche una con la Nutella, vediamo che cioccolato che c'è all'interno. Beh, proviamo questa qui che è anche un po' bucherellata. Mm. 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 È vera e propria Nutella. Adesso forse, ecco, adesso forse la vedete. Comunque è vera e propria Nutella.
Sinceramente, anche se mi piace la Nutella, quelle con la marmellata devo dire che non sono niente male. Sto continuando a provare questa Natural Pretty di It Cosmetics. Questa mattina aiuto, che si è capotato il rossetto. Questa mattina sulla palpebra mobile ho messo questo, il colore più scuro, mentre la piega l'ho fatta con questo e con questo. Vi giro la telecamera. E questo è il risultato. Questo sarebbe il colore più scuro che c'è in questa palette. Cioè sì, riesco ad utilizzarla, però diciamo che è un trucco tranquillo, non è un trucco swamp, è un trucco veramente tranquillo. Sulle labbra, che ho anche assaggiato le bugie ripiene, ho messo questo rossettino sempre di Bobbi Brown ed è nella colorazione Neutral Rose. Sono di quelli che sono Luxer Lipstick, sono di quelli che sono un po' lucidini, e questa qui sarebbe quello che anche se ho mangiato, ho fatto giusto quell'assaggio, ma io di solito quando mangio il rossetto me lo mangio insieme a quello che mangio, e comunque vedo che la colorazione ancora si nota e non è niente male. Bene, anche per questa mattina intanto mi strucco, perché poi se questo pomeriggio esco ricompongo qualcos'altro, sempre se esco, e devo ancora decidermi cosa fare a mezzogiorno. Non so se fare una semplice verdurina, visto che non è proprio freddo, sono 13 gradi, e oggi sarebbe martedì, visto che poi mercoledì, giovedì mattina vado a riprendere il radicchio tardivo al mercato agricolo, per cui di conseguenza se oggi a mezzogiorno utilizzo un po' del radicchio, quello preso ancora giovedì scorso, quasi quasi mi conviene fare così. E poi naturalmente le bugie ripiene che ho preso prima. Ed ecco qui che sono riuscita a tagliarlo. Questo è quello che tengo adesso forse mi sto scurendo l'immagine, ecco. Questo qui è quello che tengo da mangiare. Questo è l'altro pezzo che ho tirato fuori, questa ciotolona. Adesso metto il coperchio e lo ricongelo. Ed ecco il mio pranzo di oggi. Non mi ricordavo più che ieri sera avevo sbollentato anche questi fagioli, per cui li condisco come condire la verdura, e per cui per oggi fagioli e verdurina. Questo è il radicchio tardivo. Eventualmente, se si ha ancora fame, ho del formaggio in frigo e tiro fuori anche quello. E comunque ci sono sempre i dolcetti, anche questi da mangiare. E anche oggi pomeriggio il caldo si fa sentire. Siamo sempre a martedì, soltanto che siamo a pomeriggio, sono le 16:20. Allora, mi sono fatto un giro perché volevo andare dall'estetista a chiedergli di farmi la colorazione delle sopracciglia. Però quando sono arrivata mi ha detto: guarda, ho mezz'ora di tempo, se vuoi te le faccio subito. Allora ne ho approfittato e me le sono fatta fare subito, per cui rispetto alle clip precedenti adesso mi vedete con le sopracciglia appena fatte, la colorazione appena fatta dall'estetista. Come vi avevo già detto dei precedenti vlog, comunque preferisco ripetermelo perché è un pezzetto che forse non ve lo ricordo. Questa colorazione, si sta spegnendo la videocamera. Ogni tanto la videocamera da di matto mi segna qui sopra sullo schermo, che voi non lo vedete però lo vedo io, un punto esclamativo su un contorno giallo, e quando mi esce questo simbolo sto sicura che dopo pochi secondi mi si spegne la telecamera da sola. Infatti è successo anche adesso. Comunque vi stavo dicendo che volevo ricordarvi che qui, che sono a Vedelago, sempre in provincia di Treviso, in Veneto, e questa colorazione costa 10 euro, per cui io di solito la faccio ogni 3 settimane, più o meno. La quarta settimana sì, ce la faccio, però proprio se non trovo posto prima. Comunque una volta al mese faccio questa colorazione sicuramente.
E siamo andati sul discorso delle frittelle. Mi ha detto prova ad andare su questa pasticceria, mi ha indicato che si chiamava Da Mauro, e per cui ci sono andata e ho preso 3 frittelle particolari, nel senso che di solito qui le frittelle sono uvetta, crema, zabaione. Queste sono le classiche che sicuramente si trovano dappertutto. In questa pasticceria ho trovato le frittelle al pistacchio e al tiramisù, due gusti particolari che di solito non ci sono nelle altre pasticcerie. Poi avevano le classiche, avevano sia la crema che il cioccolato che il zabaione, che io non ho preferito non prendere e ho preso solo queste due più particolari, per cui adesso mi resta solamente che andare a casa, provare perché sono belle cicciotte, per cui volevo provare a tagliarle a metà e vedere com'è il ripieno dentro. Comunque è lì questa pasticceria, qui c'è anche scritto in grande, c'è scritto in grande sia la scritta frittella che il nome della pasticceria, eccolo qui c'è scritto veramente in grande.